La nuova frontiera della formazione aziendale è stata inaugurata a Treviso. È Unicef Lab. 1600 metri quadri di laboratori, aule studio e uffici di consulenza, ricavati all'interno di uno stabile per ospitare le attività di Un'Industria Treviso Servizi e Formazione, società di Un'Industria Treviso specializzata appunto nell'alta formazione aziendale. Un luogo in cui è possibile imparare non solo in aula, ma soprattutto sul campo, facendo esperienza in prima persona, attraverso un'ampia gamma di tecnologie di ultima generazione. Droni, stampanti tridimensionali, laboratori di analisi sensoriali, simulatori di guida sicura, antincendio, antinfortunistica e antistress. Unicef Lab vuole essere un nuovo modo di fare formazione, nel senso che giustamente non si fa solo formazione ma si sperimenta anche ciò che si impara e questo riteniamo abbia una grandissima valenza. È una formazione innovativa e qui ciò che è stato investito è proprio in funzione di una crescita sia delle imprese che del territorio stesso. Un'idea nata ancora 2 anni fa su iniziativa dell'ex presidente degli industriali, Alessandro Verdanega, oggi alla guida proprio della società di servizi e formazione, di cui ha sempre sostenuto il valore. Le imprese stanno ricorrendo molto di più alla formazione, perché quando il mondo è lineare evidentemente quello che si è appreso a scuola è sufficiente per quasi tutta la vita lavorativa, ma oggi siamo in un contesto che cambia, ci sono nuove sfide, cambiano le competenze perché cambiano le esigenze dei consumatori, devi innovare sui prodotti, hai nuovi processi produttivi, nuovi processi organizzativi, per cui è importante che lungo tutta la vita lavorativa il collaboratore aziendale e anche lo stesso imprenditore si formino per essere pronti alle sfide del momento. Le tecnologie del nuovo lab saranno a disposizione sia per attività di formazione aziendale, sia per fornire servizi specifici alle imprese. Una struttura in linea con la filosofia degli industriali trevigiani, aperta non solo alle esigenze associative, ma anche a quelle di tutto il territorio. Questo non è un laboratorio riservato esclusivamente alle aziende aderenti all'associazione. Questo laboratorio, questa struttura, può essere utilizzata tranquillamente anche dalle altre associazioni, agricoltori, artigiani, commercianti, può essere utilizzata anche dai cittadini, dai gruppi, dal volontariato, con il quale andremo a sviluppare delle collaborazioni o delle disponibilità, ovviamente non so, alla sera, il sabato, la domenica. Quindi è una struttura totalmente a rete, nel senso che si incrocia con i fabbisogni e con le disponibilità di altre realtà.